Vivo e mi muovo in te, tu sei la vera vita, Gesù, se respiro io respiro in te. I miei passi sono in te, tu sei l'unica via, Gesù, se respiro io respiro in te. Vivo e mi muovo in te, tu sei la vera vita, Gesù, se respiro io respiro in te. I miei passi sono in te, tu sei l'unica via, Gesù, se respiro io respiro in te. La tua grazia mi circonda, vedo il volto tuo intorno a me, mi hai vinto col tuo amore. Quale amore, oh Dio, tu hai per me. Vivo e mi muovo in te, tu sei la vera vita, Gesù, se respiro io respiro in te. I miei passi sono in te, tu sei l'unica via, Gesù, se respiro io respiro in te. La tua grazia mi circonda, vedo il volto tuo intorno a me, mi hai vinto col tuo amore. Quale amore, oh Dio, tu hai per me. La 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 tua grazia mi circonda, vedo il volto tuo intorno a me, mi hai vinto col tuo amore. Quale amore, oh Dio, tu hai per me. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Nel buio canterò, so che mi ascolterai, e mentre aspetterò, come l'aurora verrai. Chi temerò? Contro i nemici miei, combatti al posto mio, nelle battaglie sei il solo scudo ed Dio. Chi temerò? Io so chi mi difende e avanza insieme a me, l'armata del mio Dio
amico egli è, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Non trovo forza in me, ma tu mi sosterrai, la mia salvezza in te per me trionferai. Chi temerò? Chi temerò? Io so chi mi difende e avanza insieme a me, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me, colui che è l'Eterno, migliore amico egli è, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Nessun'arma contro me potrà resistere a te. Ricorderò le promesse tue, sei fedele, sei fedele. Nessun'arma contro me potrà resistere a te. Ricorderò le promesse tue, sei fedele, sei fedele, sei fedele. Io so chi mi difende e avanza insieme a me, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me, colui che è l'Eterno, migliore amico egli è, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Io so chi mi difende e avanza insieme a me, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me, colui che è l'Eterno, migliore amico egli è, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Grazie Signore. Alleluia. Grazie È bello avere colui che ci difende. Alleluia. È bello sapere che Lui è colui che non dorme, non sonnecchia. E Lui conosce ogni cosa della nostra vita. È bello poter avere quest'amico. Quest'amico si chiama Gesù. Alleluia, il mio migliore amico. Egli è vivente, è vero o non è vero? Amen, gloria a Dio. Alleluia, grazie Signore. E se il mio spirito forza non ha, so che il tuo spirito lo rafforzerà. E se il mio occhio ha perso la luce, la tua presenza lo ravviverà. A volto scoperto io contemplo te, Gesù, come te io sarò.
specchio io guardo la gloria tua, come te io sarò. E se il mio cuore è freddo ormai, so che il tuo spirito lo riscalderà. E se nel petto ho solo una pietra, so che il tuo nome inciderai. A volto scoperto io contemplo te, Gesù, come te io sarò. Come uno specchio io guardo la gloria tua, come te io sarò. Perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me. Perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me. Perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me. Perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me. A volto scoperto io contemplo te, Gesù, come te io sarò. Come uno specchio io guardo la gloria tua, come te io sarò. Come te io sarò. Come te io sarò. Grazie Signore. Grazie. Tutti
anziani gettano le corone ai piedi tuoi, perché degno sei, Signore. Degno sei, Signore. Esiste tutto in te e tutto è per te. Tua è la gloria, perché degno sei, Signore. Degno sei, Signore. Esiste tutto in te e tutto è per te. Tua è la gloria. Salirà giorno e notte la lode a te, si offrirà come incenso la lode a te. Salirà giorno e notte la lode a te, si offrirà come incenso la lode a te. Salirà giorno e notte la lode a te, si offrirà come incenso la lode a te. Salirà giorno e notte la lode a te, si offrirà come incenso la lode a te, perché degno sei, Signore. Degno sei, Signore. Esiste tutto in te e tutto è per te. Tua è la gloria, perché degno sei, Signore. Degno sei, Signore. Esiste tutto in te e tutto è per te. Tua è la gloria. Gloria a Dio. Che bello lodare il Signore, vero? Non è bello lodare il Signore? È qualcosa che nello Spirito sentiamo e c'è lo Spirito di Dio che inizia a lavorare nella nostra anima, è vero? Il salmista diceva: anima mia, benedici l'Eterno. Forse c'era una difficoltà nella sua vita, c'era qualche tristezza, c'era qualcosa, un'oppressione, e lui diceva alla sua anima, invogliava la sua anima a lodare il Signore. Perché? Perché c'è libertà nella lode, perché c'è guarigione nello Spirito. Anima mia, benedici l'Eterno. E sapete un'altra cosa bella qual è? Quella di dire al fratello, alla sorella vicino a te: ti voglio bene. Amen. Ti dovranno ancora persistere con la terapia, ma grazie a Dio comunque il Signore è buono. Nulla cade per caso. Siete d'accordo? Non lo dico io, lo dice la parola di Dio. Dice che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Quindi Dio ha un proposito nella nostra vita. Tutto quello che accade per i figli di Dio
c'è un proposito. Allora dobbiamo dire: Signore, non sappiamo, non comprendiamo, però sappiamo che c'è un tuo proposito. Io non sapevo perché mi hanno operato 3 volte per lo stesso intervento. Non lo dicevo: Signore, ma è possibile, il primo non è riuscito, il secondo non è riuscito, perché dovevo andare 3 volte lì e dovevo parlare a 3 persone che erano ateo. E per la grazia di Dio sono usciti da quel luogo che non erano più atei, almeno questo è quello che ho capito, perché abbiamo anche pregato insieme. Un ateo non ti permette di pregare perché non crede. Invece poi ho visto come lo Spirito Santo poteva toccare il loro cuore, perché lo Spirito di Dio è l'unico che può cambiare il cuore dell'uomo. Grazie per questo amen. Lo Spirito di Dio è l'unico che può cambiare il cuore dell'uomo. Quando noi parliamo, l'ho detto giovedì allo studio qui, ma l'ho detto anche martedì in modo particolare, ma ovviamente al martedì e giovedì non ci siete tutti, ma io vorrei anche dirvi la mia posizione, una posizione riguardo alla guerra che sta succedendo nel popolo, gli attacchi che c'è lì nella striscia di Gaza. Io voglio dirvi qual è la mia posizione. Io non tifo per nessuna nazione, non sono un tifoso, qua non si parla di una cosa sportiva, no? Qua si sta parlando di guerra. E io vedere i bambini che saltano o che si trovano in quella situazione, che non hanno niente a che fare, e voglio anche dirvi che Gesù è morto per un popolo, per una nazione intera, non soltanto per un popolo. Dio ha tanto amato il mondo, e nel mondo ci sono tutti, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna, solo in Cristo Gesù. Ora noi sappiamo che il popolo di Israele è il popolo eletto da Dio, ma sappiamo anche che si devono convertire a Cristo, devono riconoscere che Gesù Cristo è il Signore. Amen. Quindi anche loro hanno bisogno della salvezza in Gesù Cristo, se no va nella croce di Cristo. Che è venuto a fare Cristo? Non è venuto escludendo un popolo. Cristo è venuto per il mondo, per tutto l'universo. Quindi la nostra posizione cristiana è Signor Gesù. Fa che ogni persona possa inginocchiarsi davanti a te, riconoscerti quale Signore e Salvatore. Perché quando fu annunciata la venuta di Gesù, disse che Egli era il principe della pace. L'Emmanuele, l'Iddio con noi, principe della pace, Signore. Ed Egli è il principe della pace. E allora vogliamo invocare, perché in mezzo ai palestinesi, in mezzo agli ebrei, in mezzo a altre popolazioni, in mezzo adesso ci siamo quasi dimenticati che c'è una guerra da 2 anni che va avanti, perché qualche altra guerra ha preso adesso un posto, ma anche loro hanno bisogno di Gesù. Amen. Quindi vogliamo veramente chiedere al Signore il suo intervento. La Chiesa del Signore prega affinché queste cose finiscono. Ma lo sappiamo che non finiranno, perché è uno dei segni degli ultimi tempi. Ma quello che a me fa più paura non è tanto il discorso delle guerre, perché ovviamente se dovesse esplodere la terza guerra mondiale saremmo coinvolti tutti. Ma quello che mi fa più paura è che la carità dei più si sta raffreddando nella Chiesa di Gesù Cristo. La fede sta affievolendo. Lo abbiamo compreso che il Signore ci ha salvati affinché noi proclamiamo le virtù di Cristo Gesù. Lo abbiamo compreso questo. Abbiamo compreso che se il Signore ci ha salvati non perché noi lo meritiamo, ma perché noi possiamo proclamare agli altri l'Evangelo di Gesù Cristo. Andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ieri eravamo in 3, in 4. In una piazzetta lì a lodare, avete visto, a cantare e a lodare il Signore. Abbiamo preso posizione sulla città. Abbiamo chiesto al Signore: Signore, prendi posizione dell'uomo forte in questa città. Sapete che io ho preso posizione con il comune, mi sono esposto. Perché quello che voglio dirvi, noi siamo molto apprezzati come Chiesa, moltissimo, per quello che noi facciamo. Perché comunque
serviamo le persone bisognose, siamo all'interno del comune, cerchiamo di... però noi non scendiamo a compromessi con il peccato. E qua ci voleva un grande amen. Amen vuol dire sì, sono d'accordo con te, pastore, sono d'accordo con te, non scendiamo a compromessi con i peccati. Quando io ho letto che il comune di Marostica si terrà Halloween, la festa di Halloween, sopra le mura, tutti i bambini che passeggiano, che vanno, che si devono vestire, io ho preso posizione e ho detto Halloween è infernale, viene dall'inferno. E un cristiano non ha niente a che fare con Halloween, perché noi siamo angeli di luce, non di morte. Ah, ma pastore, ma allora... sì. Mi volete ancora salutare? Mi volete ancora in mezzo a voi? Non voi, dico al comune. È normale che voi, sarebbe anche il colmo, ma il comune... Perché noi siamo chiamati a predicare l'Evangelo di Gesù Cristo e Gesù Cristo non scende a compromessi con nessuno. Lui ama il peccatore ma odia il peccato. E noi dobbiamo predicare Cristo. Non abbiamo niente a che fare con Halloween. Anzi, noi dobbiamo pregare affinché quel giorno venga un nubifragio. Il Signore manda giù tanta di quella pioggia che non possono neanche uscire. L'ha fatto Elia, non lo possiamo fare noi. Elia ha pregato e per 3 anni e mezzo non è venuta acqua, non ha piovuto. Noi invece preghiamo che piova, tantissimo. Alleluia! Quanti credono nella potenza dello Spirito Santo? Gloria a Dio! Alleluia! Questa mattina voglio predicarvi in modo particolare e ogni volta che mando il titolo a Mariana, lei mi dice è sempre qualcosa che mi dico, ma chissà il pastore adesso che cosa vorrà dirci. Io lo faccio proprio apposta, per attirare un po', no? La predicazione è un legno che non marcisce, che se fate una statistica, andate a vedere, non esiste un legno che non marcisce. Con gli anni, poi specialmente dove è esposto, marcisce. Però questo passo da dove l'ho tirato fuori? Ovviamente io non posso predicare qualcosa che non è scritturale, siete d'accordo? È nella parola di Dio. Vi ricordate che nella parola di Dio c'è un verso che dice questo? Forse non tutti, ovviamente. Venite con me in Isaia capitolo 40 al versetto 20. Isaia 40 verso 20. Grazie per quanti portate la Bibbia. Se non hai una Bibbia, ancora vogliamo regalartela. E io ti consiglio, quando vieni al culto, porta la Bibbia e porta un quadernetto vicino. Così puoi prendere appunti di quello che il pastore o chi sta predicando tratta, in modo che poi quando vai a casa lo puoi rileggere, magari domani puoi ancora rileggere quel passo, perché lo Spirito Santo parla al cuore. Siete d'accordo? È lo Spirito di Dio che parla ai cuori. Allora, chi è troppo povero per una tale offerta, sceglie un legno che non marcisce e si procura un abile artigiano perché prepari un'immagine scolpita che non si muova. Ok? Dovremmo leggere ovviamente tutto il testo per comprendere il contesto. Ok? Che cosa sta dicendo il profeta Isaia? Il profeta Isaia sta dicendo che praticamente c'erano quelli che facevano gli idoli, si facevano gli idoli attraverso le sculture, attraverso chi aveva dell'oro lo faceva fondere e si faceva un idolo, le persone benestanti. Chi non l'aveva invece, chi era povero, bastava che prendesse un legno che non marcisce e poi c'era quello che lo faceva coprire d'oro. L'importante, dice, attenzione, che questo legno, diceva, loro pensavano che questo legno, già me l'avete tolto, grazie, procuri un abile artigiano perché prepari un'immagine scolpita che non si muova, che resta fermo, stabile, lì. Ora noi sappiamo, per esperienza, ma soprattutto per la parola di Dio, che gli idoli non hanno nessun potere.
non hanno nessuna autorità. La parola di Dio, dice il Salmo 115, non a noi, o Eterno, non a noi, ma al tuo nome dà la gloria per la tua benignità e per la tua fedeltà. Perché direbbero le nazioni, ma dov'è ora il loro Dio? Ma il nostro Dio è nei cieli e fa tutto ciò che egli piace. I loro idoli sono argento e oro, opera di mano d'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, con la loro gola non emettono suono alcuno. E come loro sono quelli che li fanno e tutti quelli che in essi confidano. Sapete, io sono andato ad abitare a Nove. A Nove era molto famoso per la ceramica. Ancora tuttora è rimasta ancora qualche attività in piedi, molte proprio hanno chiuso l'attività. E c'è proprio uno vicino a casa mia che lui fa madonne, statue, ne fa di tutti i tipi. La cosa è questo, che quest'uomo li fa, li prepara, e poi li dà a qualcuno che si inginocchia davanti a quello che lui ha fatto. E crede in questo. E con la propria sincerità, con un cuore sincero, perché quello gli è stato insegnato, si inginocchia davanti a quella statua e apre il cuore. Come quando io sono andato per la prima volta, sono andato a Sant'Antonio di Padova. Sono entrato dentro lì, mi ha spaccato il cuore, vedere le persone che realmente offrono. C'era chi batteva, si batteva contro questo, dove lì c'è il cuore di Sant'Antonio. Noi vogliamo ringraziare il Signore con tutto il cuore, che ci ha liberati da queste cose. La parola di Dio, Gesù disse alla donna samaritana, l'ora viene, anzi è già venuto, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. In un luogo, qualunque luogo dove tu sei, in qualunque posto dove tu sei, nella tua casa, in macchina, in qualunque posto dove tu sei, al lavoro, se tu ti chiudi anche in un posto e chiedi, Signore, voglio sentire la tua presenza, è lì che lo incontrerai, è lì che lo incontri. Quando lo hanno fatto per esperienza e sanno che così è successo. Io una volta guidavo, mi sembrava di tenerlo a fianco a me, parlavo con lui in macchina, non c'era ancora l'auricolare, cosa così. La gente che mi vedeva dice, questo è andato un po' fuori di testa. Sì, perché è bello sapere che il Signore è al tuo fianco e ti ascolta. Io lo credo, perché Dio poi mi ha risposto. Alleluia. Ora, la cosa è questa. Mi sono chiesto, nella Scrittura noi troviamo diversi tipi di legno che Dio ha dato un ordinamento per costruire. Mi seguite? All'arca Lui gli ha dato come dovevano costruirla, l'arca di Noè, e che legno dovevano prendere per costruire l'arca di Noè. Doveva essere fatto di legno d'acacia. Poi vediamo l'altra arca, che era l'arca del patto, che portavano. E anche lì ho trovato che quel legno doveva essere fatto di un altro tipo di legno, che abbiamo il nome che Dio dà, il tipo di legno che dovevano fare. Quando Davide voleva costruire il Tempio, che poi Dio gliel'ha vietato perché ha detto sarà tuo figlio a costruirmi il Tempio, però Davide aveva preparato il tutto affinché il figlio Salomone trovasse già tutto pronto per costruire il Tempio. E il legno che lui prese era il cedro e il cipresso per costruire il Tempio. Ora, la mia domanda è questa: se l'arca di Noè fu spalmata di pece e l'arca del patto fu ricoperta d'oro, la croce di Cristo, di che legno era? Ve lo siete mai chiesto? Di che legno era la croce di Cristo?
Perché quello è un legno, anche la croce di Cristo, se noi guardiamo il legno è un legno che marcisce, come tutti gli altri legni. Però se la prima era spalmata di pece, perché non entrasse acqua dentro, e quante volte ho fatto questo esempio riguardo anche alla cesta di Mosè. Vi ricordate che anche quella fu spalmata di pece, perché non entrasse acqua dentro, un bambino che va sul Nilo non doveva entrare acqua dentro. E quello quante volte mi avete sentito dire che per la mia visione spirituale la pece rappresenta lo Spirito Santo, perché è la pece che ci tiene insieme, è la pece che ti preserva, è la pece che non fa sì che l'acqua entra, lo Spirito Santo. Ora, se l'arca del patto invece era ricoperto d'oro, ma la croce di Cristo di cosa era ricoperto? La croce di Cristo era e rimane ancora efficace per l'intera umanità, perché la croce di Cristo è ricoperta del sangue di Gesù. Del sangue di Gesù. E questo è quello che fa la differenza. Perché noi sappiamo che dalla Genesi all'Apocalisse scorre il sangue di Gesù. Per l'intera umanità scorre il sangue di Gesù. Prima Giovanni 1,7 dice: ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, noi abbiamo comunione gli uni gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni macchia di peccato. Non dice ci ha purificato, ma ci al presente. Quindi vuol dire che il sangue di Gesù ancora oggi è potente, è vivente. Non è il sangue di San Gennaro. Io sono napoletano, sono nato a Napoli e io ho visto il tesoro di San Gennaro. È una cosa impressionante, non potete neanche immaginare quello che c'è là sotto, che dovrebbero vendere tutto quello che hanno e darlo ai poveri e rialzare le persone che per strada proprio là fuori stanno morendo di fame e cercano un obolo. Ma no, lì sotto deve esserci tesoro, perché devono venire da tutto il mondo a vedere il tesoro di San Gennaro. Poi una volta all'anno esce migliaia di persone che aspettano che il sangue si scioglie. E allora stanno lì, perché se non si scioglie il Vesuvio erutta. Il sangue di Gesù. Tutti quanti noi che siamo qui, la parola di Dio afferma, e non soltanto noi, ma tutti quelli che hanno creduto in Lui, la parola di Dio afferma in 1 Pietro 1, 18-19, dice: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siamo stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandato dai padri, ma col prezioso sangue di Gesù. Siete svegli questa mattina? Voi dovreste saltare dalla sedia, fratelli miei. Dovreste gioire. Tu non avresti mai potuto salvarti. Non avresti mai potuto pagare la salvezza. C'è chi pensa di pagare. C'è chi pensa che in qualche cosa che lui sta facendo o sta dando per la Chiesa, che sia cattolica, evangelica, che sia chiunque esso sia, sta cercando di pensare che con i soldi, come mi disse quell'uomo quando io gli dissi: ma lei conosce Gesù? Ah, io ho il prete, gli do 150 euro al mese, lui prega per me e quindi io sono a posto. Noi ridiamo?
Ma c'è gente che fa una donazione sperando che la sua anima sia a posto quel giorno quando va alla presenza di Dio, e il Signore magari ti dirà: io non ti conosco, non ti ho mai conosciuto. Qui l'Apostolo Pietro dice: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati, ma dal prezioso sangue di Gesù. Non ci sono preghiere per i morti che li possono cambiare dal purgatorio, che poi non esiste il purgatorio, è un'invenzione. Da lì lo spostiamo, perché con cose corruttibili io cerco, vi ricordate le indulgenze, no? Signore, aiutaci a comprendere e capire la potenza del sangue di Gesù. Questa mattina noi ci accosteremo alla Santa Cena, e che cosa dice la parola di Dio quando noi leggiamo? Questo è il mio sangue che è sparso per voi, è il nuovo patto per il sacrificio dei peccati. È un patto nuovo. E quel sangue ci dovrebbe far capire che siamo costati cari al Signore. E che non siamo evangelici tanto per il termine evangelici. L'Evangelo sapete cosa significa? Dai, lo cantiamo anche quando andiamo a fare il gospel. L'Evangelo, cosa vuol dire Evangelo? L'annuncio di Gesù Cristo. Evangelizzare. Ma se la Chiesa non evangelizza ci sarà un problema, siete d'accordo oppure no? C'è un problema grave, perché non abbiamo compreso. Veniamo al culto, ci sediamo, ascoltiamo, bella predica, ce ne andiamo a casa, non ti servirà a niente. Il sangue dell'agnello nell'Antico Testamento sugli stipiti delle porte salvò i primogeniti. Fu il sangue dell'agnello che erano sparse sui stipiti. Quando passò l'angelo distruttore, passò oltre. Hai messo tu il sangue di Gesù sulla tua casa? Hai sparso tu il sangue di Gesù sui tuoi figli? Lo hai sparso tu? Anche se non sono ancora convertiti, anche se non stanno ancora camminando, ma l'hai sparso tu il sangue di Gesù sui tuoi figli? Allora l'angelo distruttore passerà oltre, perché c'è il sangue. Mio papà, mia madre hanno pregato per anni per i suoi figli, ancora inconvertiti, anni, sono morti senza vedere alcuni convertiti, ma credevano e hanno pregato e hanno messo il sangue di Gesù su mio fratello Pasquale, su mio fratello Ciro, su mia sorella Rita. Ha messo il sangue di Gesù e si sono convertiti. Quando saremo in cielo, alleluia, Apocalisse 12:11, quando saremo in cielo, essi, dice, sentiremo questa voce che dirà: ecco, essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza. Vedete? La loro testimonianza. La tua vita deve emanare il profumo di Gesù. La tua vita deve emanare quell'odore. Perché la nostra vita non è stata scritta da un inchiostro umano, ma è stata scritta dal prezioso sangue di Gesù. Alleluia! E guardate cosa dice Apocalisse capitolo 7, versetto 14. Ed ella mi disse: costoro sono. Alleluia! Egli disse: Signore mio, tu lo sai. Egli allora disse: costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Quando hai fatto il battesimo tu? Quando ti sei battezzato in acqua? Quanti anni sono passati? L'hai compreso che hai lavato le tue vesti nel sangue dell'agnello? Lo hai compreso? Che tu hai dato la tua veste sporca al Signore e il Signore ti ha rivestito della sua veste? Non sapete voi che tutti quelli che si sono battezzati in Cristo si sono rivestiti di Cristo Gesù? Lui ha fatto cambio vesti.
Dammi le tue sporche, così dice la parola di Dio. Egli su quella croce ha portato i nostri peccati. Dammi i tuoi vestiti, riprendi il mio. Fratelli, vogliamo essere religiosi o vogliamo essere dei veri testimoni di Gesù Cristo? Che cosa sto facendo? I tempi si fanno sempre più difficili. Siete d'accordo o no? Qualche anno fa, forse qualche predicazione che ho fatto, verranno tempi ancora più difficili. E si sono realizzati, si stanno realizzando sempre di più sotto i nostri occhi. Chissà domani cosa succederà, chissà cosa accadrà. E io non so voi, ma io realmente mi viene lo schifo di guardare il televisore. Lo schifo. Di quello che vediamo, di quello che sentiamo, di quello che stiamo vivendo. Eppure ci si perde ore ed ore ed ore davanti al televisore. Ascoltare queste cose, vedere queste cose e a volte anche essere giudici di alcune cose che noi dovremmo proprio star fuori da certe situazioni. Io non lo chiamo più il grande fratello, il grande fardello, perché quello è un fardello. Vediamo di quelle cose schifose. Chiudere all'interno di una casa delle persone e tutti gli occhi sono su loro per vedere quello che fanno, quell'altro ha fatto, quell'altro così, quell'altro colà. E giudicare, vedere. O altre trasmissioni, Amici e tutte le altre trasmissioni televisive, e gli permettiamo ai nostri figli di vedere queste cose. E queste cose lavorano nella loro vita, nella loro mente, nel loro cuore. E poi agiscono a scuola facendo determinate cose che hanno visto fare in televisione verso gli insegnanti, i professori. Adesso c'è un altro programma che sta facendo che è il collegio. Peggio che peggio. Situazioni terribili. L'altro giorno ha fatto vedere un ragazzo che la madre gli ha tolto il telefonino dalle mani, gliel'ha tolto, l'ha messo, ha spaccato, ha distrutto la casa. L'ha distrutto interamente. Non c'era più niente in quella casa. Ha preso una roba, ha spaccato tutto. Mobili, armadi, cucina, tutto. Perché gli ha tolto il telefonino dalle mani. E la Chiesa cosa è chiamata a fare? Ditemelo! Cosa è chiamata a fare la Chiesa? A venire qui? Farsi il culto la domenica, ricevere la parola, che bella parola ha portato il pastore domenica, mi ha edificato. Ma c'è un mondo fuori che sta morendo. Il tuo collega, la tua collega, il tuo amico, la tua amica. Non vergognarti di annunciare che Gesù Cristo è il liberatore, che Lui può salvare, può sanare, può riscattare. È l'unico che può cambiare il cuore dell'uomo. Non importa se te lo fai nemico, è meglio che hai amico come Gesù. Ma predica la parola. Ma non soltanto è scritto. Loro vogliono vedere tu. Vogliono vedere te. Quello che predichi, quello che dici. In che modo lo fai? Sono bravi predicatori dai pulpiti. Sono bravi predicatori in chiesa. Una volta è successo che è venuto un ragazzo in chiesa e c'era una sua collega da anni e lui l'ha vista e gli ha detto: io non sapevo che tu frequentavi questa chiesa. È stato bello, ma perché non me l'hai detto prima? Da anni una collega di lavoro l'ha trovata in chiesa. Da anni. Io non mi vergogno del Vangelo, perché essa è potenza di Dio per la salvezza dell'uomo. Io non mi vergogno e non scendo a compromessi. E quando si parla di determinate cose, io ne sto fuori e non permetto che certe cose che vengono dette davanti a me, mi dispiace, siamo amici, sempre, ma loro devono sapere chi sei tu, devono sapere tu cosa pensi.
Devono sapere qual è la tua posizione e devono vedere se sei un figlio di Dio nato di nuovo. Siete d'accordo oppure no? Non importa. Ci sono tantissime persone, anche cattoliche, che danno una buona testimonianza della loro vita. Danno una buona testimonianza del loro cammino. Persone gentili, buone, altruiste, che non riescono a vedere una persona impoverita che sta lì da solo, ma se lo tolgono loro per darlo agli altri, ma non lo fanno perché vogliono avere qualcosa da parte del Signore, perché nel loro cuore c'è la presenza di Dio. E allora un giorno in cielo il Signore non dirà: tu evangelico vieni avanti, tu cattolico fatti da parte, tu quest'altro fatti... No. Questa mattina io volevo gridare, mi veniva proprio questa cosa. Volevo gridare: quanti siamo in chiesa? E magari tu avresti alzato la mano perché sei qui. Ma la seconda domanda era: ma quanti sono in Cristo? Perché la parola di Dio non ci dice quanti sono in chiesa, ma quanti sono in Cristo. Questa è l'affermazione. Dio non vede quante volte tu entri in chiesa. Dio vede quante volte tu entri nella sua presenza. Non in chiesa, ma nella sua presenza. Quanto la tua mente è impegnata nelle cose di questa vita e quanto invece è impegnata per l'opera di Dio. Quante volte mi sentite dire: Dio onora coloro che lo onorano, perché lo mettono al primo posto. Una mia amica cattolica, cara amica, sta facendo un'esperienza molto forte. Anche mi chiede, parliamo, stiamo insieme. È quella che mi ha fatto fare quell'incontro con altri su Zoom, che abbiamo conosciuto tante persone. Lei sta facendo una bellissima esperienza. Lei mi ha mandato un messaggio dicendo: Pastore Gianni, sai cosa ho pensato? Ma il Signore me l'ha messo nel mio cuore. Tutto quello che guadagnerò a ottobre e novembre lo darò per la corale di Marostica. Tutto quello che guadagnerò ottobre e novembre lo darò per la corale di Marostica. E sto facendo una pubblicità in giro che tu neanche immagini. E mi ha detto che da quando lui ha fatto questo pensiero, il suo lavoro sta triplicando. Ma Dio è fedele. Dio è meraviglioso. Lui dice: mettetemi alla prova. Non lo dico io, lo dice lui. Mettetemi alla prova. Venite, discutiamo insieme. Quando anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, io li rimbiancherò come la neve. Mettetemi alla porta, portate le decime alla casa dell'Eterno e vedete se io non vi aprirò tante di quelle catarattere, che vi darò tante di quelle benedizioni che non avrete posto dove metterli. Non lo dico io, lo dice la sua parola. Ma sai, devo dare, ma devo fare, Questa ha fatto una decisione nel suo cuore. E il Signore ha afferrato quella cosa. Ma la poteva fare anche per qualcun altro, non solo per Marolla, la poteva fare anche per qualcun altro. Ma ha fatto una decisione per l'opera del Signore. E il Signore sta iniziando a benedirlo. E io ho detto: gloria a Dio. Dio è fedele. Fratelli, cosa voglio dirvi questa mattina? Noi possiamo andare in cielo, tutti quanti noi, e ci andremo di sicuro, perché il sangue di Gesù è sulla nostra vita. Però dobbiamo farci una domanda. Per cosa il Signore mi ha salvato? Perché Dio mi ha chiamato a salvezza? Giovedì proprio ho portato lo studio. L'Apostolo Pietro lo dà per scontato. Perché l'Apostolo Pietro dice: ognuno mette a disposizione il dono che ha ricevuto dal Signore. Quindi lo dà per scontato che ognuno nella Chiesa ha ricevuto un dono per metterlo a disposizione per l'opera di Dio. Non ci ha salvati per venire, stare seduti, andarcene,
mette a disposizione il suo dono per l'opera del Signore. Quello che gli aveva dato un talento, lo nascose. E il Signore disse che era un operaio che non aveva fatto fruttare bene quello che Dio gli aveva dato. Io so che sicuramente ognuno di voi ha un dono da parte del Signore. Chi in un modo, chi in un altro, chi in una maniera, chi in un'altra maniera. Abbiamo parlato proprio dei doni, vero? Giovedì. Abbiamo detto l'importanza anche dei doni. Poi abbiamo parlato dei diaconi, abbiamo parlato dei ministeri, ma abbiamo parlato di doni nella Chiesa, doni di accoglienza. Abbiamo parlato dei doni. Anche andare a trovare qualcuno, sentire il peso di qualcuno che non vedi più, andarlo a trovare a casa, è un dono. Il dono di fede, ne abbiamo parlato giovedì. Dice chi un dono di fede, chi un dono, chi un dono, chi un dono, invece chi un dono. E ha elencato tanti doni. Il dono di fede qual è? Un fratello che ha fede, che viene da te e dice non ti scoraggiare, perché il Signore farà. Non ti preoccupare, sto pregando per te. Dono di fede. Quanti sono stati incoraggiati da una parola così? Quanti siete stati incoraggiati? Qualcuno è venuto da te e ti ha detto non ti preoccupare per quello che stai vivendo, sto pregando per te. Dono di fede. Una mano sulla spalla. Dio ci ha chiamati perché dice la sua parola che negli ultimi tempi ognuno dirà al proprio fratello, fratello, coraggio, avanti. Coraggio, avanti. Non dobbiamo lasciare nessuno indietro, dobbiamo prenderci per mano, dobbiamo correre verso la meta che il Signore ci ha dato. Il nemico cercherà sempre di ostacolare la tua vita, cercherà sempre di mettere un ostacolo davanti al tuo piede, di farti inciampare, di farti cadere. Quello è il suo lavoro. Ma nella Chiesa del Signore siamo guardati a guardarci intorno e a vedere dov'è quel fratello, dov'è quella sorella che si sedeva vicino a me la domenica, che cosa sta succedendo. Magari la vado a visitare, vado a trovarlo. Vado a sentire. È bello sentirsi amato nel popolo di Dio. Siete d'accordo oppure no? Noi siamo stati fatti per essere amati, lo sapete? In tutto c'è l'amore, nel matrimonio, nel fidanzamento. E quando cadono queste cose c'è un disastro, famiglie distrutte. Adesso hanno messo, perché io come ministro di culto, che ho la nomina anche per unire il matrimonio, che lo sapete, ci arrivano anche le leggi. Adesso il divorzio dura 24 ore. Non ti va bene più. Ciao, arrivederci. 24 ore. E la parola di Dio dice che negli ultimi tempi vieteranno, chi lo sa? Vieteranno i matrimoni. Ci vogliamo svegliare, Chiesa? Che cosa deve venire ancora per comprendere che siamo agli ultimi tempi? Cosa deve accadere ancora? Terremoti da tutti i lati, pestilenze, carestie, da tutti i pori, da tutte le parti. Non sono segni degli ultimi tempi questi? Sì. Allora dobbiamo risvegliarci, Chiesa. Dio ti ha salvato in questa generazione, Dio ti ha chiamato per questa generazione, Dio ha sparso il sangue del tuo figlio su di te perché tu sia rivestito della sua gloria. Abbiamo cantato prima che io ho un amico che mi difende. Gesù ha sparso il suo sangue sulla tua casa. Non è meraviglioso? Non è meraviglioso sapere che il sangue di Gesù è sulla tua famiglia? E l'angelo distruttore dovrà passare oltre alla tua casa e alla tua famiglia. Tu vedrai la benedizione nella tua vita, nella tua casa, ma Dio ti ha chiamato a servirlo. Questa mattina, per favore, alziamoci in piedi e adesso ci accosteremo alla Santa Cena. Alleluia. Padre, questa mattina proprio come siamo in cerchio, proprio come una comunione fraterna, noi vogliamo pregarti per coloro che non vediamo più in mezzo a noi, Signore. Signore, vogliamo chiederti, la nostra preghiera è che loro siano in te, che stiano camminando nelle tue vie, Signore,
che possano ascoltare la tua voce, che abbiano una comunione fraterna, che abbiano trovato un luogo dove si predica la tua parola, dove camminano con fedeltà davanti a te. Signore, ti chiediamo di benedirli, nel nome di Gesù te lo chiediamo, affinché il nostro cuore, Signore, sia unito con il loro cuore, perché il nostro desiderio, Signore, è quello di camminare nelle tue vie, vivere con te, che un giorno possiamo trovarci per l'eternità lì con te tutti quanti insieme. Grazie, Padre. Nel rimanente di questa giornata, Signore, accompagnaci alle nostre case, rimani con noi, Signore. Abbiamo bisogno, Signore, di riflettere, pensare ancora il messaggio che tu ci hai voluto dare questa mattina. Grazie per la tua parola, Signore, ma soprattutto grazie per il tuo sangue che hai versato per ognuno di noi, che ancora oggi è tangibile, ancora oggi è potente, ancora oggi è l'unico che può redimere il cuore dell'uomo. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Buona domenica. Dio ci benedica, fratelli.